Io sui profughi in Italia sono l'unico che ha vinto tutto. Io ho preso a casa gli immobili tipo Eraclea, sono miei quelli che c'erano i profughi. L'ultimo capitolo dell'inchiesta Blood and Money sui rifiuti fa nuovamente tappa nel Trevigiano. È nella Marca, infatti, che nel 2017 l'ex camorrista Nunzio Perrella, infiltrato di Fanpage, incontra l'imprenditore Stefano Fuso, in passato la guida di un impianto di smaltimento rifiuti del Trevigiano, ma anche il proprietario di quel residence Mimosa ad Eraclea, dove nell'estate del 2015 vennero ospitati circa 200 migranti. È proprio di questa esperienza che l'imprenditore parla nel dialogo catturato dalle telecamere di Fanpage. La prefettura paga 32 euro al giorno, lascia perdere i 2 euro che dobbiamo dare ai profughi. Se li mettiamo lì al minor costo tutto quanto, gestendoli, tirandoli a pallino, ti rimane dai 4 agli 8 euro al giorno a profugo. Quindi più profughi metti, più giornalmente è utile. Più ho la massa, più guadagno. Usiamo immobili che ormai non hanno nessun valore, li buttiamo dentro, sappiamo che 5-6 euro a profugo li abbiamo, su 1000 profughi sappiamo che all'anno ne facciamo 600.000 euro di utile. Considera che costa solo di mangiare 5 euro e mezzo, 6 al giorno. Non è che dobbiamo dargli il pranzo di Natale. Loro mangiano riso, scotto, con sugo sopra, con del pollo. Più aumenta la mia massa, più guadagno. Aumenti l'utile eliminando i servizi. Tu gli butti lì la roba, li lasci che si comportino come vogliono, te ne sbatti altamente le balle, tieni il riscaldamento al minimo, arrivi anche a 10-15 euro, che qualcuno non ti li venga a controllare. Troppo ti impongono che c'è l'inserviente, se sono tanti ci vuole quello di notte, ma vai a prendere personale che era disagiato, che aveva bisogno di cose, lo assumi dal disagio. E qua io punto ad arrivare per giugno a 1 migliaio di persone. È un giro di cassa impressionante, a 1000 persone sono 12 milioni l'anno. Parole che in qualche modo Giorgio Talon, nel 2015 sindaco di Eraclea, si aspettava. Non sono sorpreso. Tra giugno e settembre 2015 ad Eraclea si vissero molti momenti complicati, con le proteste dei residenti e le tensioni tra gli stessi profughi. Settimane difficili da dimenticare per l'ex sindaco Talon, che di quell'estate ricorda una cosa soprattutto. Le sofferenze che hanno dovuto subire per questi personaggi gli imprenditori e i cittadini di Eraclea, un disagio e una impreparazione ad affrontare un'accoglienza seria, cioè organizzata, per cui la località non meritava